Ben ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. In apertura l'arrivo a Pozzallo dei 17 sopravvissuti al naufragio che è avvenuto ieri davanti alla Libia, in cui si registrano 30 dispersi. Nel porto del Ragusano sono giunti a bordo della motonave Froland, una imbarcazione mercantile con bandiera caraibica. I migranti, una volta sbarcati, saranno trasferiti all'hotspot locale. Si sta intanto organizzando la macchina d'accoglienza con il personale ASP, la Croce Rossa e il medico dell'USMAF. I superstiti sarebbero tutti del Bangladesh. Incidente stradale nella tarda serata di ieri, quando intorno alla mezzanotte il conducente di uno scooter si sarebbe scontrato con il guidatore di un'auto. È accaduto nei pressi della piazzetta di Padre Pio, nel centro storico di Vittoria, nel Ragusano. Il bilancio sarebbe di 3 feriti, di cui al momento se ne sconoscono le condizioni di salute. Sul posto, per soccorrere le persone rimaste coinvolte nel sinistro, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze da Vittoria e Scoglitti. I rilievi sono in mano alla municipale. A quasi 90 anni dalla sua scomparsa è stato ritrovato il relitto del rimorchiatore Curzola, del quale si erano perse le tracce a largo delle coste di Brucoli il 12 marzo del 1935. Causa del naufragio furono verosimilmente le avverse condizioni meteo o una collisione con una nave ignota. A bordo del rimorchiatore vi era un equipaggio composto da 18 uomini. Non fu trovato nessun superstite. Le operazioni che hanno permesso in maniera del tutto casuale di identificare l'imbarcazione affondata grazie alla presenza del nome ben evidente sulla poppa sono state condotte dall'ispettore onorario per i beni subacquei di Siracusa Fabio Portella. E in chiusura le previsioni meteo per domani in Sicilia. L'alta pressione si rinforza sull'isola con conseguente aumento delle zone di cielo sereno a causa dell'aumento delle temperature. La Protezione Civile siciliana ha diramato anche lo stato di preallerta arancione per rischio incendi nella provincia di Palermo. I venti saranno moderati e i mari da mossi a molto mossi. Le temperature saranno tipiche della stagione primaverile. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10 con nuovi aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona serata.